Ci siamo, ben ritrovati sempre qui allo stadio Velodromo di Palermo, partita che è valida per la classifica Under 14 regionale di questa giornata tra ATF e Avanti Tutta. C'è partita cattivante, partita che valida per la classifica, quindi evidentemente entrambe le squadre faranno di tutto per provare a vincere questa partita, ma nel frattempo l'ATF che prova ad attaccare riesce ad uscire bene, attenzione Avanti Tutta che riesce anche a fermare la fase offensiva della squadra avversaria. Sembra essere alto il ritmo, riesce a uscire bene. Qui Avanti Tutta è buono anche l'anticipo poi del numero 7, ovviamente per un tocco che non è suo, messa 3 per Avanti Tutta. Passato via il pallone, possesso ancora Avanti Tutta, arriva il pressing della TF, si crea un po' di confusione lì in mezzo al campo, ma adesso si respira a quanto pare, palla sulla fascia sinistra per la TF. Prova a rientrare il numero 10 Miceli, viene fermato, quindi passato per la TF, alla battuta Zacco. A girarsi ancora una volta il numero 10 fermato, l'arbitro fischia, anzi no, l'arbitro non fischia, sarà rimessa laterale per Avanti Tutta. Di testa. La prova a chiudere in scivolata, non ci riesce. Avanti il numero 10 Avanti Tutta che non arriva a prendere il pallone, rimessa per l'ATF. Allontana via il pallone. Attenzione al pressing Avanti Tutta, esce male il difensore, ma esce bene il portiere Geraci che la fa sua e la blocca. Chiede di salire ai compagni Geraci. La buttata in mezzo al campo. Altro possesso Avanti Tutta, buona poi la chiusura, attenzione all'ATF può andare via in contropiede, no, viene fermato, sempre Avanti Tutta in possesso del pallone. Gioca vicino, arriva l'anticipo cattivo, poi va a passare, confusione. L'arbitro lascia ancora giocare, forse vuole arbitrare all'inglese, palla che rimbalza, rimane lì tra i piedi del numero 9 Cavallaro, ma poi viene spazzato via il pallone. Dovrebbe ora adesso arrivarci il numero 11 Narbone, si deve il compagno, è scivolata, viene chiuso, TF che riesce a chiudere e c'è Cavallaro adesso, prova ad andare via ancora Cavallaro, c'è solo sul numero del compagno ma Cavallaro preferisce andare via da solo, ancora Cavallaro, l'arbitro fischia, rimessa laterale per Avanti Tutta. Di testa prova Mazzotta a spazzare via il pallone, arriva in chiusura poi il pallone del compagno, ottimo l'anticipo poi, ma la palla riesce a passare, Avanti Tutta in avanti, riesce a scappare via, poi arriva la chiusura ottima del numero 3 infastidire il giocatore Zecco, anzi no Zacco, scusate. Calcio d'angolo per l'Avanti Tutta. Schema per l'Avanti Tutta, per metterla in mezzo, c'è la rimessa laterale. Cavallaro, anche in fase difensiva Cavallaro riesce ad andare via, invece non viene fermato, ottima poi la giocata del numero 4, anche l'anticipo non è male del difensore, prova a scappare ma c'è Zacco ancora una volta a dare fastidio, questa volta palla che esce invece no perché deve uscire tutto il pallone, riesce a passare poi in mezzo a 3, Avanti Tutta che riesce ad attaccare bene, poi stop e via, contropiede dell'ATF con Cavallaro che viene fermato.
la gioca vicino, palla al numero 10, arriva dalla parte di Cavallaro, scivolata fermato, ancora i compagni che cercano molto spesso a quanto pare Cavallaro, palla per Mazzotta, fermato il pressing, invece no, prova a girarsi adesso il numero 11, alza questo campanile per Cavallaro che non arriva su questo pallone, c'è il portiere, ottima la chiusura di Papuano, Edoardo. Subito il pressing qui dell'ATF, palla lunga, buttata via, attenzione perché non tutto il partito in contropiede con il numero 9 che cerca pure lo schema, viene chiuso male però questa volta c'è fuori gioco, l'arbitro lascia giocare, invece no, lo vede bene. Chiede continuità il mister dell'avanti tutta. Palla lunga. Si butta giù il giocatore dell'ATF, sarà quindi rimessa a terra per l'avanti tutta. Si lamenta infatti il numero 10 Viceli. Di testa arriva bene in chiusura. Sbaglia poi l'appoggio il numero 5 Guglielmo. Rimessa laterale, battuta di testa Cavallaro, c'è la trattenuta, arriva il fischio del titolo di gara, calcio di punizione quindi per l'avanti tutta. In mezzo, ottimo, forte il cross, attenzione perché adesso si può creare il contropiede da parte dell'ATF con Abate, ma viene fermato il contropiede, poi palla buttata in mezzo al campo, attenzione perché può andare anche il numero 10 Campisi, viene fermato, protegge poi con il corpo il numero dell'ATF ma non riesce avversario a recuperare questo pallone, quindi TF adesso avanti con Cavallaro, Abate che si appone dietro di lui, Abate fermato in scivolata, avanti tutta che sembra avere molta grinta. Milazzo gioca col compagno, fermato, Mazzotta alla battuta ancora una volta per Cavallaro, spazzata via la palla, uscì il portiere, l'arbitro fischia, arriva forse il cartellino giallo, il primo della partita a quanto pare per il numero 5 Guglielmo, non si è capito bene l'ammonizione quale fosse il motivo, forse c'è stata trattenuta che io evidentemente non avrò visto. Direttore di gara a quanto pare molto severo, tra l'altro. Calcio di punizione, battuto, schema dell'avanti tutta, ma gli rimane la palla tra i piedi. Adesso si può creare un contropiede con l'ATF che spazza per il pallone in avanti, non riesce a superare la metà campo, ancora avanti tutta, riesce ad centrarsi, allarga il pallone sulla sinistra, pressato, sombrero, prova ad andare via con un doppio passo, no, fermato dalla parte di Abate il pallone, adesso la palla è messa in mezzo avanti tutta, altro pressing ancora dell'avanti tutta che sta mettendo in difficoltà veramente l'ATF per andare via con la sua lata. Attenzione al contropiede adesso
TF con Cavallaro che sbatte sull'avversario, ancora Cavallaro insiste su questo pallone, non ci arriva, il pallone rimane in campo, poi allontana il numero di Cimiceli, attenzione da battere sul pressing, viene saltato, e ancora possesso TF, palla per Abate, in testa la porta avanti, con molta calma gioca, trova anche un buon corridoio per Miceli che prende la profondità, viene fermato, l'arbitro non fischia, il calcio di corona, Miceli recupera il pallone, ancora Miceli, a rimorchio il destro, la palla rimane lì, spazzata via, e quindi calcio d'angolo adesso per l'ATF. Stava quasi per arrivare il primo gol per l'ATF, con un'ottima azione, quella di Miceli che si è fermato per volere il calcio di rigore, ma a quanto pare l'arbitro lo ha dato, recupera palla in scivolata, mette il pallone a rimorchio, poi il destro diretto al portiere, ancora Cavallaro, entra dentro l'area Cavallaro, il destro! Cavallaro! 1-0 per l'ATF, giocatori che vanno a esultare tutti insieme a lui. Prima marcatura arriva da parte di Cavallaro, 1-0 al primo tempo per i padroni di casa. Avanti tutta adesso che deve sicuramente provare a pareggiare la partita. Però che dire, ottima azione quella dell'ATF che va in vantaggio di 1-0, perché adesso che spazza lontano il pallone, spazza male. Quindi tutta che può avere una possibilità di gol, prova a rientrare, la finta, viene fermato, è entrato da 3, perde l'attimo, perde il tempo. Jersey poi Guglielmo, attenzione perché è a modo di fare attenzione, ancora possesso TF, dalle parti la palla va a Cavallaro, il pallone possesso avanti tutta, tenta poi il passo di Longolina, viene fermato, sarà una semplice rimessa dal fondo, forse quella del Trinaglia, cioè della TF. Stesso TF, attenzione che se passa questo pallone a Badalona bellissima tragedia per andare verso la porta, attenzione al controllo davanti tutto, ottima la palla Longolina, esce fuori il portiere, la fa sua Geraci. Spazza via lunga Geraci, laterale per la TF. La rimessa nel frattempo Cavallaro che recupera questo pallone, ancora Cavallaro con cattiveria, si lamentano per un fuorigioco nel frattempo i giocatori dell'ATF, ma viene recuperato bene con velocità, adesso può provare ad andare via in contropiede il numero 20 Cacioppo, viene fermata avanti tutta in possesso del pallone adesso. Dall'esterno c'è il pressing, l'arbitro lascia giocare, attenzione perché è una grandissima occasione da gol adesso, ma la palla è troppo lunga, Cavallaro si ferma, non ci crede su questo pallone, quindi sarà rimessa per avanti tutta. Tutta la rimessa laterale. Arbitro fischia, calcio di punizione per avanti tutta.
porta lunga, di testa chiude Guglielmo. Il destro preso male il pallone, attenzione contropiede dell'ATF, ottimo il passaggio del numero 10 Miceli per Abate, Abate in velocità, Abate, ancora Abate perché era anticipato all'ultimo, ottimo il difensore a dare fastidio, riesce anche a recuperare questo pallone, c'è ancora scontro dai due, poi palla per Cavallaro, la palla rimane lì, Abate, serie rimpalli, Abate, si allarga il destro, tiro velleitario però, Patuano chiude con la mano. Mette giù Miceli, poi perde il pallone il numero 3 Miceli in corso, voleva prendere il pallone, non ci arriva, sarà rimessa laterale per davanti tutta, l'arbitro fischia, sarà rimessa laterale per l'ATF. Zacco alla battuta. Rimessa laterale data per l'avanti tutta. Prova a spizzare di testa, devo andare adesso in chiusura Avella. La gioca bene avanti tutta, buono lo scambio dei due. Poi la finta, rientra bene, mette in mezzo questo pallone, ottima la chiusura, l'aiuto poi di Cavallaro che è incredibile come faccia avanti e indietro, ma arriva nel frattempo una papera, a quanto pare qui di Geraci, che subisce un gol incredibile direi, e avanti tutta che quindi recupera la partita, pareggio 1-1, il quarto d'ora di gioco è passato. Arriva il pareggio davanti tutta. Comunque stanno facendo anche loro una gran bella partita, una partita equilibratissima oserei dire. Miceli su questo pallone non arriva, ci arriva però Abate, si lamenta il giocatore in maglia bianca, ma l'arbitro dice che non c'è nulla. Scappa bene adesso qui Zacco, palla lungolinea per Miceli, sarà rimessa per l'avanti tutta. Possesso ancora bianca, palla lunga di testa a chiudere, spazza via poi il pallone Avella, ottimo di ginocchio il passaggio a cercare a Miceli. Zacco passa la palla per Miceli, c'è fallo ma c'è Zacco in velocità che va via sulla fascia sinistra, ancora Zacco, palla dentro per Cavallaro, Cavallaro che non riesce a passare, perde il pallone, adesso contropiede avanti tutta, viene poi in chiusura a dare una mano il numero 6 Milazzo, riprende il possessore nel frattempo qui Mazzotta, perde il pallone, attenzione alla palla lungolinea, adesso esce Geraci, la fa sua, prende con le mani il portiere. Recupera Cavallaro, incredibile quanto fiato abbia questo ragazzino, corre per tutto il campo, dà una mano in difesa, in attacco, fa tutto. Possesso ancora palla per l'avanti tutta, attenzione perché adesso la palla riceve Abate, fermato però dal difensore, si crea confusione lì da quelle parti, Abate alla meglio, poi arriva il fallo tra l'altro per l'avanti tutta, che abbia sbagliato questa decisione. Cross arriva in mezzo all'area di rigore, nessuno su questo pallone che arriva tra i piedi del giocatore davanti tutta, che preferisce farlo uscire, attenzione perché viene spinto.
rimessa laterale per l'avanti tutta. Palla in mezzo, di testa allontanata. Abate mette giù col petto e si gira bene qui Abate. Adesso vuole prendere Cascioppo, non riesce a prendere questo pallone. L'ultimo tocco è della maglia bianca, quindi rimessa laterale per il rosa. Di testa la spizza avanti per Cavallaro che di tacco rientra, palla che rimane sempre tra i suoi piedi, va via Cavallaro con una giocata incredibile, poi in velocità vuole provare a bruciare i difensori, viene fermato, palla allontanata, controlla bene Arculeo, altra palla lungolini, attenzione perché si crea verso il contropiede, costretto alla chiusura e a mettere in rimessa laterale la Vella. Avella di testa ancora una volta, poi prova ad andarci, nel frattempo Zacco non ci arriva e quindi sarà calcio d'angolo per l'avanti tutta. Cross in mezzo, in centro dell'area, la palla rimane lì, ci poi lascia scorrere. Rimessa dal fondo per l'ATF. Male di Geraci, la palla però rimane lascia tocca con la mano il direttore di gara, no, invece palla lunga per Abate che non è in fuori gioco. Cavallaro poi tocca per andare via, viene fermato, fatto male Cavallaro, ma a terra per l'intervento, ma l'arbitro lascia ancora giocare. Incredibile qui come sta creando scalpore mediante il direttore di gara. Bella partita, una partita maschia, è giusto, cominciare a abituare i ragazzi ai livelli più alti, ecco. Viene messa la terra per l'avanti tutta, palla dentro, a girarsi chiuso, palla allontanata, attenzione perché Abate recupera un ottimo pallone per Cavallaro, ma ottimo difensore che riparte da dietro. Cerchi a rischia qui il passaggio, ma ottimo il disimpegno del numero 2 dell'avanti tutta che riesce a scappare. Arriva poi Geraci a chiudere questo pallone. L'arbitro fischia. Attenzione perché a quanto pare c'è un richiamo verbale per il CT dell'ATF. Pronto da Geraci per Zacco che vuole provare ad arrivarci, ci arriva, poi Miceli fermato, contropiede avanti tutta, poi provare ad andare in battaglia, c'è lui fermato dal numero 4 Avella, Zacco gioca bene l'assetto l'ATF, Zacco recupera il pallone, poi rientra, cerca il compagno, questa laterale per l'ATF. Di tacco prova Arculeo, ma attenzione perché si trova il corridoio nel frattempo per il numero 9, ma c'è Guglielmo che chiude e dice di no.
rimessa laterale battuta nel frattempo per l'avanti tutta, che mette questo pallone in mezzo, la palla che passa, chiuso da un ottimo intervento. Adesso prova ad andare via Zacco in velocità dell'Ungolina che è in fuorigioco, viene fermato però ancora Zacco su questo pallone, c'è Cavallaro dietro di lui, quindi un'ottima rimessa laterale, quasi 100 metri di campo fatti da Zacco. Battuta rimessa laterale lunga per Cavallaro che la porta avanti di testa, Cavallaro dentro l'area di rigore, Cavallaro passa, l'arbitro non fischia, Cavallaro rimane a terra, chiude Avella, attenzione al contropiede adesso dell'avanti tutta, deve ritornare qui l'ATF, c'è Guglielmo che vuole provare a chiudere, Guglielmo, salvataggio, rimessa laterale per l'avanti tutta. Rimessa laterale per l'avanti tutta battuta, palla che rimane da quelle parti, protegge col corpo sul pressing di Mazzotta, sarà calcio d'angolo per l'avanti tutta. 1-1, ricordo quasi 10 alla fine del primo tempo. Battuta nel frattempo la rimessa dalla che viene il pallone messo in mezzo, fermato dal portiere Geraci, quindi si riparte dal rinvio del portiere, pallone che rimbalza, vuoto il difensore, Abate, attenzione perché può andare Abate in velocità, viene fermato, però c'è ancora preso il pallone Abate, prova ad andare via, l'ultimo tocco forse è suo, infatti arriva la rimessa laterale per il tuttavia, per avanti tutta. Battuta rimessa laterale, riesce a passare Cavallaro, viene fermato ancora Cavallaro, attenzione perché c'è contatto ma l'arbitro lascia giocare, adesso Mazzotta che può andare via in contropiede, viene fermato, perde l'attimo, riparte dal numero 10, buono lo scambio tra i due, sinistro da fuori area, ci ha provato qui Misceli, che va fuori lui di molto. Attenzione perché rinvio pericolosissimo quello dell'avanti tutta, c'è Misceli su questo pallone che protegge col corpo, di tacco poi prova a far passare il pallone, non ci riesce, l'avanti tutta adesso con calma imposta sulla sinistra il gioco, poi palla d'esterno a cercare il numero 10 che prova una giocata di tacco, viene fermato, riesce a tornare indietro, imposta di nuovo avanti tutta che sta veramente giocando un'ottima partita, attenzione perché la palla è dentro ma arriva ottima la chiusura di Avella che dice di no.
ancora avanti, tutta in avanti, prova a pressare, gioca bene, mette questo pallone in mezzo sul secondo palo, Geraci non ci arriva, sarà quindi calcio d'angolo per l'avanti tutta che sta pressando e sta attaccando più spesso rispetto all'ATF. Cross battuto in mezzo, chiuso dal numero 5 Guglielmo. Altro calcio d'angolo battuto, ottimo il cross sul secondo palo di testa, fuori di un soffio, ma c'era Geraci. Battuta rimessa al fondo, palla per Zacco, centrale, ancora il pressing dall'avanti tutto, adesso TF che riesce ad uscire, palla dentro, anticipato il passaggio, la palla lungo linea, attenzione perché è fuori gioco, infatti arriva il fuori gioco chiamato dal direttore di gara. Geraci, Zacco mette giù questo pallone, ottimo per Cavallaro che non è in fuorigioco di direttore di gara, infatti arriva l'altro fuori gioco da parte del TF. Questa punizione, palla per l'avanti tutta, ottimo l'anticipo, eccolo qui Cavallaro che riesce ad andare via con la velocità, ci abbatte nel frattempo in fuori gioco, ancora Cavallaro va dentro contro tutti, per palla allontanata, c'è Geraci che deve uscire, Geraci la fa sua, chiede di salire sempre Geraci, sempre rinvio lungo, ottimo questo rinvio, prova a spizzarla, non ci riesce, l'arbitro lascia giocare, rientra bene, via, contropiede per l'ATF, ottima anche la giocata qui del numero 6 Milazzo, che allarga per Cavallaro, Cavallaro! L'arbitro fischia, fuori gioco. Ultimi due alla fine di questo primo tempo, palla battuta nel frattempo dell'avanti tutta, un stato di 1-1, direi partita molto ma molto equilibrata, ma sotto a chiudere tutta la palla. Tutta forte riversatore, di tacco prova ad andare via, riesce a passare Guglielmo, spazza via il pallone. Alza un campanile, arriva in chiusura il numero di Cimicelli a dare una mano, però l'ultimo tocco della maglia bianca e quindi sarà rimessa laterale per l'ATF. Spizzata di testa da parte di Arculeo. Ottima ancora Cavallaro, ci abbatte lì solo sulla sinistra, è fermato, attenzione perché l'arbitro qui non va fuori gioco, quindi può provare, invece no, lo fischia in tempo, è difficile da vedere questo fuorigioco perché comunque era pure di spalle il direttore di gara, da ammirare dato che ha visto un fuorigioco del genere. 35
minuto scaduto regolamentare, vediamo quanti sono quelli di recupero che darà il direttore di gara. Uno di recupero, a quanto pare detto dal direttore di gara. Geraci spazza via il pallone lontano, di testa ha allontanato il pallone. Arriva Geraci all'uscita, ancora una volta la fa sua il pallone, ancora lungo Geraci, allunga il pallone, prova a metterla giù Arculeo, prova ad andare via con un numero, non ci riesce, c'era Valero lì a dargli una mano, ora che esce fuori, rimessa laterale. Attenzione perché qui la Vantutta riesce ad andare avanti con la rimessa della botta veloce, il destro tocca il palo esterno della porta, attaccata dall'avanti tutta. Comunque con la rimessa laterale ha fulminato praticamente i difensori dell'Athletic Club, che per poco non andavano sopra di un gol allo scadere del primo tempo. Finisce qui il primo tempo 1-1 attualmente la partita, piccolo break di 10 minuti, ci rivediamo tra pochissimo.
Ci risiamo, aspetta il fischio del direttore di gara. 1-1 fino a qui per ora. Riparte il possesso con l'ATF. Possesso ripreso dalla parte dell'ATF. Anche il pallone, attenzione perché è in gioco, può andare via il pallone in mezzo, la palla rimane lì sul fondo. Primo gol divorato dell'ATF che può andare subito in vantaggio all'inizio del secondo tempo. Calcio d'angolo per i padroni di casa. Prova a passare, non ci riesce, fermato, vuole andare via l'avanti tutto in contropiede, invece no, non ci riesce, la palla rimane lì, serie di rimpalli, palla che scende davanti tutto. Adesso ho difficoltà a riconoscere i numeri perché comunque la distanza è molta, quindi non mi sarà facile associare i numeri della maglia con i giocatori. La prova nel frattempo a girarsi, Abate viene fermato, va a dare una mano adesso il compagno Cacioppo, alza questo campagna dove c'è Cavallaro, attenzione perché sono le palle più pericolose in queste categorie. Spazza via il pallone, nessuno a colpire. Guglielmino può andare via, questo pallone arriva dove c'è, dalle parti di Zacco, ancora Zacco a sinistra, cerca il compagno, viene fermato, attenzione al contropiede ma c'è, ottimo la chiusura del numero 4 Avella, esce Geraci male, Guglielmo la spazza via. Ottimo il passaggio sulla sinistra, nel frattempo per l'avanti tutta che poi può andare, ottimo anche la palla d'esterno, esce Geraci, la porta è libera, 2-1 avanti tutta, Geraci esce male qui, arriva il tocco del numero 10 dell'avanti tutta, ha segnato Campisi Cristian, quindi adesso tutta avanti di un gol, ribaltone dell'avanti tutta, era sotto di un gol. Poi il pareggio, adesso arriva il 2-1 da parte degli ospiti. Arriva pure un cambio, anzi no, arrivano 3 cambi da parte dell'ATF. A malapena vedo i numeri da qui, purtroppo per colpa delle ombre. A quanto pare entreranno Figarotta, Mineo ed entra anche per ultimo 3 i cambi effettuati dall'ATF. Spara lunga, subito in offensiva va l'ATF a giocare. Non è entrato Mineo, sono verso lo step perché Mineo è ancora in panchina, lo vedo da qui con il numero 19. Rimessa al fondo per l'avanti tutta.
lungo il pallone, riesce a anticipare bene, c'è forse un tocco con la mano, il tocco di mano con la di Avella. Antutta è già pronto a battere questo calcio di punizione, è battuto velocissimo, Antutta che comunque è un altro passo, ma arriva ottima la chiusura. Attenzione per Geraci, allarga sulla sinistra, riesce a campo per andare. Un lancio lungo, si gioca sulla destra, attenzione perché la palla è regolare per Cavallaro. Cavallaro vuole andare in velocità, Cavallaro viene fermato però dal difensore. Peccato perché la TF aveva fatto una bellissima azione. Ancora possesso della TF, palla per Cavallaro, 1 contro 1, solo Cavallaro, aspetta l'appoggio dei compagni, arriva il passaggio in mezzo, palla che prende l'effetto strano, arriva in mezzo, poi il sinistro sul fondo, palla che esce fuori. Arrivano altri cambi da parte dell'avanti tutta, per questa volta uscì il portiere e l'altro giocatore a quanto pare. Rimessa molto lunga, Cavallaro riesce a controllare, poi ottima la giocata, palla che passa, la passò il portiere appena entrato. Battuta da Zaccola, rimessa laterale, poi copre con il corpo il difensore davanti tutta, sarà rimessa al fondo per gli ospiti. Palla lunga, sbaglia l'aggancia, attenzione avanti tutta che può provare a vedere, ma c'è Guglielmo che riparte dietro a Geraci. Attenzione al tiro di prima, Geraci la fa sua. Mazzotta gioca vicino dal compagno, passaggio anticipato, poi cerca il corridoio, Avella su questo pallone preferisce non rischiare di partire da Geraci. Invio di lungo di Geraci, palla che rimane però ancora in possesso dei giocatori in maglia bianca. Attenzione perché c'è il sinistro, poi il destro, arriva il 3-1, non può farci nulla qui Geraci e quindi TF che attualmente è sotto di 2. Sta giocando davvero molto bene qui l'avanti tutta che sta praticamente comandando per adesso il secondo tempo. 3-1, risultato che parla, e arrivano nel frattempo altri cambi da parte della TF. Eccolo qui che infatti arriva il numero 19 adesso dalla panchina, è pronto a entrare Mineo. Entra Mineo ed esce il numero 4 Avella. Mineo che prende posizione adesso a centrocampo, mentre in difesa è difficile capire chi c'è al posto di Avella.
C'è un piccolo problemino nel frattempo per il portiere dell'avanti tutta. Spero non sia nulla di grave. Nel frattempo piccola riunione a centrocampo per l'ATF. E nel frattempo c'è anche un altro cambio da parte dell'ATF, esce il numero 1 Geraci. Entra il numero 12 Barresi. Subito palla in avanti dell'ATF. Sta per mettere giù, ottima la finta di corpo. Attenzione perché l'ATF adesso ha bisogno di una reazione, riesce a passare bene. In scivolata viene chiuso, poi arriva in velocità, c'è Cavallaro da quelle parti, ma palla viene spazzato, rimesso laterale per le maglie rosa. Attenzione perché spazza male qui il difensore dell'avanti tutta, regalando una rimessa laterale in fase offensiva per l'ATF. Palla in mezzo, battuta, la palla che passa! 3-2, recupera adesso l'ATF con questo gol. È difficile dire chi ha segnato e questo mi dispiace, però l'importante è il risultato, ma forse ha segnato. Vediamo se riesco a capire bene il numero 7. Non vorrei sbagliarmi, comunque sto di 3-2 attualmente qui allo stadio Velodromo di Palermo per il secondo tempo. Attenzione che è una partita molto bella, attenzione perché nel frattempo qui l'ATF rischiava di fare subito un altro gol. Adesso squadre bilanciate, attenzione al contropiede dell'avanti tutta, riesce a trovare il passaggio sulla destra che vuole provare ad andare, l'arbitro fischia fuori il gioco. Inviato il pallone lungo, quindi passaggio Zacco, riesce a passare, la palla rimane lì, l'ultimo tocco dell'arbitro, ma lascia giocare, attenzione al contropiede dell'avanti tutta, riesce ad andare via con un tunnel, si gira, può entrare, poi viene spinto, ma non c'è contatto, dice il direttore di gara. Poi Veronica, sto guardando un bel calcio, ma l'arbitro lascia ancora giocare. Lascia parlare i tifosi direttori di gara, esce anche bene qui l'ATF con molta esperienza, adesso Miceli lancia la palla addosso, sarà quindi rimessa laterale per i rosa. Miceli, campanile in avanti. Palla lunga, che rimbalza, prova a scappare via, attenzione al contropiede, c'è scontro, brutto fallo qui, ma l'arbitro non riesce ancora a giocare. Attenzione adesso all'avanti tutta che prova ad andare in velocità, ma c'è ottima la chiusura dell'esterno sinistro dell'ATF.
qua errore clamoroso del direttore di gara, che praticamente ha fatto effettuare il cambio all'ATF con il gioco che ancora non era fermo, poi arriva il fischio fuori gioco. E attenzione, perché adesso la partita può cambiare letteralmente, perché l'arbitro sembra essere parecchio confuso. Per quanto mi riguarda quel cambio effettuato, non c'è stata rimessa, il gioco non era fermo, ha effettuato il cambio. Bisogna capire ancora questa situazione qui. Infatti il mister dell'Avanti tutta è andato a chiedere informazioni proprio al diretto interessato. Palla lunga, battuta di testa, palla che arriva ai piedi dell'ATF. Attenzione, perché il pallone rimbalza, attenzione a Cavallaro che può provare a dare. Cavallaro il destro dalla distanza, la palla rimane lì. Adesso prova a proteggere il pallone con il corpo, ancora Cavallaro, insiste Cavallaro, prova a passare, serie di finte, mette il pallone in mezzo, il suo stop, si gira, protegge il pallone, la palla rimane lì, mette fuori in rimessa laterale. TF che adesso sta pressando a metà di ritmo anche loro, dopo dei gol subiti. L'arbitro fischia, gioco fermo. Tutta la rimessa nel frattempo mette il pallone in mezzo, palla che non in campo, con i pugni il portiere allontana, la palla rimane lì, poi rovesciata, prova a metterla Cavallaro, e lì la palla è sempre lì, dentro il rigore, il sinistro da lontano, esce fuori, rimessa dal fondo. Lo stesso TF, palla lunga, rimbalza sul compagno, ottimo l'anticipo, poi in Zacco e prova ad andare via, la palla rimane lì, l'arbitro confisca questo calcio di punizione, palla che passa, si sta accendendo la partita in maniera interessante, copre col corpo e va a fischiare un fallo che non c'è adesso. L'arbitro ha fischiato l'unico fallo che non c'era, a quanto pare. Palla spazzata via, rimane a centrocampo però questo pallone dalla partita. Cavallaro che vuole provare via col tacco ma non ci riesce. Attenzione al lancio, la palla rimane lì, arriva il portiere a trovare pronto. La rimessa laterale, il gioco verso la parte esterna del campo, adesso poca confusione lì, pazza via il pallone, palla in possesso dell'ATF, prova a girare ma viene fermato, altra palla lanciata, poi Zacco spazza via, rientra bene però dall'altro lato, non c'è fallo, l'arbitro dice ottima ancora la chiusura ma insiste, continua ad insistere il giocatore in maglia rosa, arriva il lancio, non c'è fuori gioco, la palla rimane adesso lì, allontana ancora il pallone, sembra che stiamo giocando gli ultimi minuti della partita, invece ancora c'è una partita davanti. Palla a Cavallaro che prova a coprire col corpo, Cavallaro prova ad andare via, fermato, l'arbitro fischia, calcio di punizione per ATF. Si è preso il pallone Cavallaro e adesso si è preso la rincorsa anche.
è un po' distante da qui, ma Cavallaro ci vuole provare lo stesso. Cavallaro, palla che esce fuori. Mato, la ripartenza dell'avanti tutta. Altra palla lunga, Tatavia si riparte dietro. Allontana con i piedi il portiere, arriva a centrocampo, rientra Cavallaro dal fuorigioco, l'arbitro chiaramente non lo vede, attenzione perché qui è un'azione pericolosissima verso l'ATF, tutti che riesce a spazzare, attenzione perché palla che passa, è un 1 contro 2, prova ancora con il corpo, non riesce a passare, l'arbitro fischia, calcio di punizione per l'ATF. L'arbitro fischia, non si capisce che cosa. Invita di nuovo al portiere di rinvio. Palla lunga, spazzata via il più lontano possibile. In quella mattonella, attenzione perché scivola, protegge il pallone proprio a girarla, viene fermato, dovrebbe stare attento al contropiede però nell'avanti tutta, ma con un numero riesce ad andare via Zacco. Palla lunga, attenzione all'ATF che c'ha, prende la batteria per andare, la palla riviene in campo, invece no, l'arbitro fischia, la palla deve uscire tutto, praticamente l'arbitro ha fischiato. Due sono i cambi che arrivano dalla parte dell'avanti tutta adesso. Anche calcio da cambio da parte dell'ATF. La palla qui al Milan, attenzione perché il gioco, il giocatore attenzione perché qui il portiere esce male, qui forse c'era il calcio di rigore ma l'arbitro non l'ha fischiato, è riuscito malissimo. Si riprende direttamente dal gioco del direttore di gara, che da palla dietro, spazza via il pallone, palla a centrocampo, ottimo anticipo, si gioca adesso al TF che comunque ci sta credendo moltissimo, palla lungolina, ottimo il passaggio per Cavallaro, troppo, forse lungo, il portiere esce e la fa sua. Spazza via il portiere, ma è spazialmente vicino all'aria.
dove c'è Cavallaro, l'ho visto dappertutto oggi a questo ragazzino. Cavallaro a passare, l'arbitro non fischia nemmeno questo fallo. Arrivato a questo punto non possiamo sapere più cosa succede, perché non fischi questi falli, fai cambi mentre la palla non esce. Arbitro totalmente nel pallone. Ricordiamo sempre 3-2 attualmente per l'Avanti Tutta, che è in vantaggio. Palla spazzata via, rimane lì la palla, poi in acrobazia riesce a allontanare. C'è sempre Zacco da questa parte. Guglielmo la spazza via lontano da Cavallaro, che la spizza, ottimo il passaggio per il compagno, che la palla prende una velocità incredibile nel momento in cui tocca il terreno di gioco. Peccato, perché la palla era deliziosa quella di Cavallaro, solo che era un po' troppo veloce. Altra palla spazzata. Si gioca adesso così, si sono finiti gli schemi praticamente per entrambe le squadre. Si gira con il corpo, non ci riesce a fermare tutto regolare, allarga il pallone sulla sinistra, ma tenendo in campo la tiene sulla linea, prova a saltare un uomo, chiuso dal numero 3 Zacco. Sono crampi da parte di un giocatore dell'Avanti Tutta. Tempo da recuperare, perché comunque siamo quasi agli ultimi 5 minuti di gioco. Palla lunga, battuta rimessa laterale, Guglielmino riesce a fermare, spazza via il pallone, c'è un tocco con la mano, l'arbitro non lo vede, la palla rimane ancora lì, prova a scappare in mezzo a due per un numero, si crea confusione, spazza via il pallone. Ripeto, sempre il vento comunque decide oggi che traiettoria prendere il pallone. Attenzione al contropiede, chiuso in scivolata, ma la palla gli ritorna a lui. Adesso può provare ad andare in progressione, fermato, contropiede, brutto fallo qui. In ripartenza l'arbitro ancora lascia giocare, prende calci, attenzione, perché qui si sta accendendo la situazione anche dalla parte dei tifosi. Battuta rimessata nel frattempo, può provare a metterla in mezzo, l'ultimo tocco è della maglia bianca a quanto pare, quindi sarà calcio d'angolo per l'ATF. E invece no, sarà rimessa dal fondo per l'Avanti Tutta. Palla lunga, sempre lì al limite del centrocampo, non riesce a superare il pallone, allesta la palla sulla destra. 1 contro 1, fermato, è giusto il tempo che prende il difensore. Si riparte di messa laterale per l'ATF da quella parte, ci vorrebbe il pareggio. L'arbitro ha dato un'altra rimessa laterale per l'ATF, per l'Avanti Tutta. Palla sporcata, attenzione perché rimane lì, riesce a passare dove c'è il compagno, c'è contatto, qui non c'è rigore completamente, quindi sarà forse calcio d'angolo, vediamo cosa dirà il direttore di gara, invece no, sarà semplice rimessa al fondo. Palla allontanata, la palla rimane lì dalle piedi dell'ATF che gira questo pallone sulla destra, portiere che esce, attenzione il destro! Palla fuori. TF che aumenta il pressing, adesso la Manchetta ha difficoltà ad uscire, se proprio devo dire tutta non riesce completamente ad uscire. Altra palla spazzata, Cavallaro, il destro di Cavallaro, parata del portiere, calcio d'angolo, solo TF in questi ultimi minuti di gioco.
Già battuto il calcio d'angolo, prova a saltarlo con un numero, ci riesce, vuole adesso entrare dentro l'area, fermato, palla al limite, chiuso, ritorno in recupero, perde il pallone, la palla rimane lì, l'ultimo tocco però è del TF ancora una volta e quindi sarebbe stata per avanti tutto. Battuta rimessa laterale, spinta adesso la palla a centrocampo, sbaglia qui l'appoggio però Mazzotta forse se non mi sbaglio è lui, prova a girarsi solo avanti tutta, allarga il pallone sulla destra, palla un po' lunga, vediamo se ci arriva il compagno e ci arriva. Poi ottima la chiusura, scontro fisico, l'arbitro lascia giocare, ottimo, poi rientra. C'è adesso il campo per andare, preferisce allungare il pallone, viene spazzato via, non c'è fuorigioco, dice il direttore di gara, la palla rimane lì, attenzione, 2 contro 1, può metterla in mezzo in sinistro, la palla ancora lì, c'è Cavallaro adesso a proteggere il pallone, Cavallaro entra, c'è contatto, l'arbitro lascia giocare, la partita ferma per adesso sul 3-2, peccato lì nel 2 contro 1 perché c'è il compagno ma un po' troppo esagerato. Fare quell'azione da solo, egoista, lì il compagno è avanti tutta in contropiede, attenzione perché è un 4 contro 3, parte il destro dalla distanza, palla fuori, rimesso dal fondo per l'ATF. Adesso altri cambi per l'avanti tutta e come dicevo io adesso è difficile gestire una partita del genere perché il tifo contro, giocatori contro, mister contro, il direttore di gara adesso come prima se non di più è nel pallone. Altri cambi per l'avanti tutta. Ci sarà molto da recuperare, presumo, per questo secondo tempo. Si batterà comunque la rimessa dal fondo dalla parte del portiere della TF. 3 minuti di recupero a quanto pare, ha detto il direttore di gara. Quindi staremo a vedere cosa succederà in questi 3 minuti di recupero, perché con un gol della TF, tunnel di Cavallaro, va via. Ancora possesso TF, allarga il pallone, ottima la chiusura, attenzione che è scoperta adesso qui la TF dal lato sinistro, 3 contro 3, palla in mezzo, non c'è nessuno a chiudere, prova a rientrarsi in mezzo a 2, si infila, trova il corridoio, il destro, bella Italia, la passa il portiere che adesso bisogna a tutti il suo compagno di squadra, palla lunga, dobbiamo stare attenti adesso perché la TF se riuscisse a fare il gol adesso molto probabilmente cadrebbe giù lo stadio. Adesso l'avanti tutta, riesce con un'impallata avanti, la superiorità numerica era abbastanza inevitabile, ma adesso si ricrea il contropiede per la TF che adesso sono tutti su, 4 contro 4, palla dentro, forse c'è fuorigioco, infatti arriva il fuorigioco. Spazza via il pallone,
con il vento che non prende la direzione che voleva, ma rimane in gioco per l'ATF che riesce ad andare a scappare via. Vediamo se riesce a prendere questo palo, non ci riesce, spazza via in rimessa laterale. Ancora 2 sul cronometro, giocata la palla, è buono lo scambio, metteggi il pallone, controlla il destro, direttamente da una posizione un pochettino difficile da gli fare gol. Attenzione perché qui forse c'è il testa a testa. Spazza via il pallone, lontano dalla linea di rigore, ma c'è Cavallaro che recupera il pallone. Cavallaro prova ad andare via con il tacco, si inventa un ottimo passaggio, viene anticipato, spazza via avanti tutta. Attenzione a Guglielmo che sbaglia l'appoggio, in scivolata chiuso, ancora palla che fa avanti e indietro, stanno girando gli occhi. Altra rimessa laterale, battuta, attenzione perché la palla scorre, può andare via Cavallaro, Cavallaro mette in mezzo la finta, riesce a saltare un'altra ancora Cavallaro, poi il pallone in mezzo, fermato, la palla rimane lì, spazza via, adesso si va sulla quasi una metà campo ma viene fermato dove c'è ancora Cavallaro che prova a girarsi. Cavallaro vuole fare tutto solo Cavallaro, infatti qui un po' esagerato, spazza via il pallone avanti tutta, ci credono fino alla fine a quanto pare. Altra palla lunga buttata più lontano dove c'è il portiere dell'ATF che adesso spazza via il pallone, ottimo il rilancio ma c'è fuori gioco lì dove c'è Cavallaro, ma attenzione perché l'arbitro non fischia, lascia giocare ancora Cavallaro, la palla rimane lì, Cavallaro inciampa, la palla è lì, scivolata, ottima la chiusura, non c'è fuori gioco, non c'è calcio di rigore, palla allontanata. Ultimo tocco della maglia rosa, rimessa laterale per avanti tutta, credo che ci sarà l'ultima azione nel momento in cui la palla verrà messa in gioco, se non il fischio finale addirittura, appena ci sarà la palla in gioco, ma c'è il cambio, a fine partita praticamente negli ultimi secondi di recupero c'è il cambio. Palla lunga, buttata via, Cavallaro riesce a saltare via con una finta, ancora Cavallaro, un'altra finta, troppo egoista qui, ma attenzione perché la TF ancora in possesso del pallone, tenta il destro dalla distanza ma viene bloccato il pallone, sempre TF in avanti, questi ultimi minuti di gioco, la palla arriva lì, attenzione perché riesce a passare, il destro, scordinato, colpisce male il pallone, rimessa dal fondo per avanti tutta. Scusate, erano 7 minuti di recupero dati dal direttore di gara, avevo capito male io, avevo capito 3, erano 7, parecchi se mi posso permettere. Cavallaro prova ad andare via, ancora qui gesto egoista, confusione lì in mezzo al campo, allontana via il pericolo, l'arbitro fischia, calcio di punizione per l'ATF. Cavallaro alla battuta, attenzione perché è molto pericoloso da lì Cavallaro, se riesce a prendere bene il pallone e lo fa arrivare in porta può essere una grandissima occasione da gol per l'ATF. Prova a pareggiare questa partita dopo che era stata ribaltata.
Cavallaro prende la rincorsa, il destro, palla che arriva in porta, esce bene il portiere, allontana via il pericolo, centrale contro il portiere, la palla rimane lì, c'è fuori gioco, l'arbitro lascia giocare il destro, fermato Murato ancora una volta, l'arbitro fischia, è finita. È game over al Stadio Velodromo di Palermo per la TF che perde una partita importantissima. Vantaggio di un gol qui la TF è fatta ribaltare la partita fino ad arrivare al 3-1. Poi gli ultimi minuti, gli ultimi 10-15 minuti ha deciso di rigiocare a calcio la TF e ha provato a recuperare la partita, ci ha giocato quei 15 minuti, l'hanno giocato solo loro, ma è finita così la partita 3-2. È stato un piacere per me commentare con voi questa partita di sabato. Buona serata a tutti e arrivederci.